Nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio si è registrato in Sicilia ancora un netto calo delle nuove infezioni da Covid-19, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi positivi sono stati 2.416, meno 22% rispetto alla settimana precedente, con un valore cumulativo di 50 ogni 100.000 abitanti. Il tasso dei nuovi positivi, più elevato rispetto alla media regionale, si è registrato in provincia di Siracusa con 69 su 100.000 abitanti, Messina ne ha avuti 66 su 100.000, Palermo 59 su 100.000. Le fasce di età maggiormente a rischio risultano quelli degli over 90, tra gli 80 e gli 89 anni e tra i 60 e i 69 anni, che vanno da 90 ogni 100.000 a 89 ogni 100.000 casi, 72 ogni 100.000 abitanti. I dati sono contenuti nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dipartimento per le attività sanitarie, osservatorio epidemiologico dell'assessorato della salute della regione siciliana, meglio conosciuto come DASOE. In base a quanto riportato nel documento, le nuove ospedalizzazioni sono in diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid-19. Si conferma pertanto una situazione epidemica acuta con un'incidenza ancora elevata, ma una ospedalizzazione in proporzione più contenuta. L'epidemia rimane pertanto in una fase molto delicata, con un livello ancora significativo di diffusione virale, ma con una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni più contenuta rispetto ai mesi precedenti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in Sicilia i dati sono aggiornati al 7 febbraio scorso. Nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano intorno al 24% del target. Sono 62.752 i bambini, pari al 20,36%, che risultano vaccinati col ciclo primario completato. Nel target over 12 i vaccinati con almeno una dose sono il 90,97%. Sono ancora 1.058.000 i cittadini che, pur avendo diritto, non hanno effettuato la terza dose. Nello specifico i vaccinati con dose aggiuntiva, cosiddetto booster, sono 2.773.206, pari al 72,38% degli aventi diritto. In Sicilia, pertanto, sono state effettuate complessivamente 240.503 somministrazioni di quarta dose, di cui 211.000 circa agli over 60 e 8.824 le quinte dosi.